si riveste una carica pubblica con dignità e onore, cosa che non è avvenuta in questa circostanza. Daniele Ceschin, consigliere di minoranza a Mogliano, non si fa impressionare dal fatto che l'ormai ex assessore alla sicurezza Carlo Albanese si sia autodenunciato del post diffamatorio su Facebook pubblicato attraverso un finto profilo. Il caso di cui tutti parlano non finisce qui per Ceschin, attaccato sul piano personale e professionale, non politico. L'assessore, ormai ex assessore, mi ha lasciato anche una lettera di scuse in cui si è scusato del comportamento, della leggerezza che ha compiuto. Io ritengo che non sia una leggerezza, ritengo che il fatto sia molto grave. Intendo procedere ovviamente formalizzando una querela non più contro ignoti come avevo fatto in autunno, ma proprio contro l'ex assessore. Poi c'è tutta una parte politica invece in cui chiederò conto ovviamente anche a questa amministrazione, in particolare al sindaco, sulle modalità con cui si sceglie i suoi assessori, i suoi collaboratori. Poco ha convinto anche la nota del sindaco Davide Bortolato, che più che sottolineare la gravità del gesto di Albanese ha definito la sua autodenuncia un atto di coraggio e maturità. Credo che l'imbarazzo della Giunta e del sindaco Bortolato siano evidenti in questa fase. Quando io ho parlato di coraggio, quando ho detto che è stata una scelta di coraggio, mi riferivo al fatto che lui si è autodenunciato su questa cosa, non alle dimissioni che comunque erano dovute. Bortolato ribadisce la gravità dell'accaduto e se gli si chiede come si spiega un gesto del genere risponde: Carlo è una persona molto istintiva, a volte insomma ci si fa prendere dall'agone politico, ci si fa prendere da queste cose, ma questo non giustifica il nascondere la propria faccia dietro a un pseudonimo e non giustifica il fatto di attaccare su questioni personali un consigliere di minoranza.